Le locali del DM Componenti Rio, in maglia blu con spalline bianche, allenate da Federica Vezzù, schierano il capitano Sofia Calore alzatrice, Cristina Polato opposto, Silvia Cecconi e Giorgia Lorenzi schiacciatrici, Valentina Viotto e Fanny Cesari centrali, Camilla Loro libero. Le ospiti della Nova Funghi, in maglia bianca con inserti rosso-blu, guidate da Giovanni Galesso e Mauro Ferrari, giocano con Virginia Rizzo alzatrice, Tania Ferrazzo opposto, Giulia Rambaldo ed Elisa Breda schiacciatrici, il capitano Serena Sato e Anna Maria Ometto centrali, Michela Zago libero. Avvio in salita per il Rio, che sbaglia troppo in ricezione, favorendo l'allungo delle ospiti sul 9-6. Le locali fanno il cambio palla con la Lorenzi e murano la Breda. La Nova Funghi si disunisce andando sotto sul 12-9, ma il Rio manca di continuità, mentre le ospiti difendono e contrattaccano a punto con Ometto e Breda, ribaltando la situazione sul 16-12. Un improvviso blackout della seconda linea bianco-rosso-blu e alcune alzate imprecise di Alessandra Rigo, subentrata alla Rizzo, rilanciano il Rio che colpisce con Polato, Cecconi e Viotto, impatta sul 16 pari, portandosi quindi avanti sul 18-16. Spinte dalla Ferrazzo e dalle fast della Sato, le ospiti restano incollate alle ragazze in blu. Sul 23 pari una doppia di Virginia Rizzo, rientrata al posto della Rigo, seguita da un suo errore in difesa sul diagonale della Polato, consegnano il primo set al DM Componenti Rio. La ripresa nasce all'insegna dell'equilibrio, coi sestetti impegnati in un serrato punto a punto. Tania Ferrazzo e Alessandra Marconato, subentrata alla Breda, sostengono l'attacco ospite. Il Rio si affida prevalentemente a Cristina Polato e l'opposto mancino non delude bucando più volte la difesa avversaria. L'insidioso servizio della Sato spezza l'equilibrio proiettando le ospiti sul 10-7. Il Rio replica con la giovane Giorgia Lorenzi impattando sul 10 pari, ma le ragazze in blu si fanno trovare impreparate in ricezione, non riuscendo a impostare valide azioni offensive. Le ospiti prendono il controllo e colpiscono a ripetizione con Ometto e Ferrazzo, smarcate abilmente dall'esperta alzatrice Rizzo. La difesa locale cade sotto i colpi della Nova Funghi, che allunga di slancio sul 18-12, poi gestisce con lucidità il buon vantaggio grazie ai continui errori in seconda linea del Rio, chiudendo il secondo parziale sul 25-16 col muro vincente dell'Ometto sulla Lorenzi. Il DM Componenti riparte con la giovane Francesca Maritan al posto di Cristina Polato. L'inizio del terzo set fa ben sperare il pubblico locale, dato che la battuta di Giorgia Lorenzi mette in difficoltà la ricezione avversaria e i contrattacchi di Cecconi e Maritan proiettano le ragazze in blu sul 6-2. Ma il momento propizio svanisce presto, perché le ospiti rispondono con Ometto, Rambaldo e Ferrazzo, infilando un controbreak di 8 punti che le manda avanti sul 10-6. Il muro della Nova Funghi fa la differenza bloccando più volte Maritan e Cecconi, che va in crisi venendo rimpiazzata dalla giovanissima banda Beatrice Francescon, classe 95. La grintosa Lorenzi sostiene l'attacco del Rio che resiste fin sul 17-13 per le ospiti, quando altri due errori in difesa e in attacco stroncano le locali che non riescono più a fare il cambio palla. Rambaldo, Marconato e Ferrazzo spingono la Nova Funghi alla conquista del terzo set, che termina sul 25-13 con l'attacco fuori della Lorenzi. Federica Vezzù conferma le giovani Maritan e Francescon al posto di Polato e Cecconi. Le locali pagano a caro prezzo la fragilità della ricezione, determinata dall'assenza del libero titolare Manuela Valese, sostituita per l'occasione da Camilla Loro. Le ragazze del Rio ripartono malissimo con un filotto di attacchi errati e svarioni in seconda linea che lancia le ospiti sul 7-1. Ferrazzo e Sato imperversano in attacco. Ottima la prova della giovane centrale Anna Maria Ometto, ben servita da Virginia Rizzo, che disputa una buona gara nonostante qualche doppia di troppo. La seconda metà del set è dominata dalle atlete di coach Galesso, che mantengono un vantaggio minimo di 5 punti, tornando ad allungare nel finale grazie all'Ometto e alla micidiale Sato. Il Rio subisce senza reagire, mentre le ospiti colpiscono col secondo tocco della Rizzo e con l'ennesimo primo tempo della Ometto. Poi l'ultima ricezione errata della Loro chiude la quarta frazione sul 25-16, decretando il successo della Nova Funghi. È stata una partita giocata fino all'ultimo. Nel primo set ci sono state delle difficoltà, ma poi la partita è proseguita in crescendo e siamo riuscite
nei set seguenti, dopo il primo, a battere meglio, con più decisione, e anche in attacco e nel muro siamo riuscite a farci valere. Punti di forza della squadra nostra finalmente quest'anno sono di avere delle giocatrici alte, delle giocatrici forti anche a muro, e questo ci permette di stare un po' più tranquilli perché riusciamo a toccare molti palloni, e ci permette di avere anche diverse soluzioni, perché avere delle atlete un po' più alte, un po' più esplosive ci aiuta anche nell'attacco, avere diverse soluzioni. Punti deboli da migliorare sicuramente è la nostra continuità di gioco. La continuità di gioco che è data sicuramente dalla qualità della ricezione. Abbiamo 3 ricevitori che sono, direi, 3 più giovani della squadra, e dalla intesa con i palleggiatori. Il primo palleggiatore è il primo anno che gioca con questa squadra, quindi diciamo che su questo noi dobbiamo lavorare, sulla continuità di ricezione e sull'intesa con i palleggiatori. Il nostro primo set siamo riusciti ad essere molto più decisive, siamo state brave, possiamo dire, in battuta, in ricezione, e nonostante le avversarie comunque erano più esperte di noi, siamo riusciti a mettere in difficoltà. Gli altri 3 set possiamo dire che siamo molto calati in ricezione e in battuta, e soprattutto diciamo abbiamo sbagliato molto, e naturalmente come ribadisco che l'avversario era probabilmente più esperto di noi, quindi ci ha messo in difficoltà. L'obiettivo mio e della società è quello di riuscire a salvare la categoria, cercando di portare avanti dei mini obiettivi, che sono quello di gestire la crescita delle 4 giovani che sono nella rosa quest'anno, e coadiuvate un pochino da quelle ragazze più esperte e più anziane, tra cui anche Federica Viale, che purtroppo nel mese di settembre ha avuto un infortunio, ma che presto tornerà in campo e offrirà quindi l'opportunità di gestire un po' meglio il gruppo e di avere una mentalità migliore per affrontare le squadre del campionato. La società Volley Rio di Ponte San Nicolò è stata di grande aiuto agli alluvionati del nostro territorio, donando una stufa a legna di grande valore sia affettivo che anche economico per una famiglia che ha avuto dei grandi disagi nel seguito dell'alluvione. Le società sportive di Ponte San Nicolò domenica scorsa, con un grande evento organizzato alla sala civica del comune di Ponte San Nicolò, hanno raccolto più di 4.000 euro per gli alluvionati, che sono stati consegnati ieri mattina al sindaco e a tutti gli amministratori per un aiuto concreto al bisogno degli alluvionati.